Buongiorno e bentornati. Oggi siamo sul sentiero che porta al Monte Coro e questo è l'ultimo tratto, sentiero attrezzato con un po' di cavetto. Stiamo salendo il prima possibile perché vorremmo vedere l'alba. Siamo partiti circa alle 2 dalla strada appena dopo la Stanga, Bianchet. Benissimo, sì. Siamo in compagnia di Matteo, dopo una vita che siamo tornati insieme a fare una camminata. Guardate questo cavetto, guardate lì, lo Schiara. Comunque fra poco siamo su e vedremo, speriamo, un'alba decente. Guardate che bellezza. Eccoci arrivati in cima al Monte Coro 1985, vero Matteo? Yes. 25, grande. E siamo arrivati pure prima dell'alba. Prima dell'alba, che l'alba era 5:20, siamo alle 5:15 e guardate che meraviglia. Adesso faccio un 360, spero che renda, anche se non è mai come dovrebbe essere. Ah sì, zecche. Zecche? Beh, speriamo poche, dai. Qui davanti, ragazzi, abbiamo il magnifico gruppo dello Schiara, fantastico, si vede anche la Gusera lì, meraviglia. Vediamo qua sotto la valle del Cordevole. Qui se non erro, Matteo, c'è La pala bassa dovrebbe la pala bassa, pala alta, cos'è il davanti c'è coso. Peron là in fondo? Peron. Peron. Penso sia quello. Qui ragazzi, beh, là in fondo si vede anche il Piave, tra l'altro. Poi qui abbiamo tutti i Monti del Sole, lì sì che arrivano delle zecche, ma insomma. Non è che non ne abbiamo un problema. No, ma insomma dai, facciamo finta di niente. Ne hanno già tolte qua. Ah beh, sì, vabbè. 3, 4, 5. Là in fondo vediamo il gruppo della Nier, e lì Pali di San Lucano, qua davanti, oddio. Quello deve essere Montecielo, può essere. Sì. Montecielo, Qui c'è la Talvena. lì, C'è San Sebastiano forse là di. sì, San Sebastiano lì. Forse il Tamer, quello a destra, le due punte lì. Il Tamer, Là. potrebbe non so, essere. Sì, deve essere quello. E là è la civetta quella là. La Moiazza, scusa. Ah questa sì, parte. sì, esatto. La Moiazza. Guardate come si sta alzando i colori, ragazzi, guardate che roba. Ah, che roba. Ecco signore il momento fatidico, l'alba, il sole si sta alzando, meraviglioso. È bellissimo qui perché c'è un meraviglioso tappeto di rododendri a salire e boccion d'oro, è meraviglioso, tutto colorato qui.